Bella raga, ciao a tutti nel commento, Veneziano. Terza stagione comendiana, questo sto in sovraimpressione, ci sono le statistiche comendiane relative alle due stagioni. E niente ragazzi, brutte notizie, siamo con la moto più scarsa in Moto 2, non abbiamo i soldi necessari neanche per prendere la penultima. Allora ragazzi, parlando anche con il mio procuratore questa decisione. Chiaramente non posso cambiare moto durante l'anno. A questo punto mi faccio solo un anno. Cerco di fare il massimo, di accumulare più soldi possibili per andare subito in MotoGP. E a questo punto l'obiettivo è veramente vincere più mondiali in MotoGP possibili. Cioè, non dico di arrivare a 10 mondiali in MotoGP, però ne voglio vincere tanti, tanti e tanti. Perché a questo punto non posso sprecare risorse e soldi su Moto3 e Moto2 che mi servono come allenamento alla fine. Ragazzi, abbiamo questa livrea, ma non sarà la livrea definitiva perché ho provato a fare una moto, mi sono ispirato, non so se vi ricordate la Honda, quella di Biagi, quella con lo sponsor Camel gialla e blu, però non rende molto, qua sembra più quella Svezia. E allora ci sarà la livrea ufficiale, penso che sarà presentata a Austin. Tanto teniamoci questa. La bella notizia è che siamo decimi in pole, in classifica, è stata veramente una qualificazione devastante, bravo Kume. È veramente dura perché abbiamo una moto scandalosa rispetto agli altri. Chiaramente la gente da battere era Bat, campione in carica, Loves e tutti gli altri. Quindi è veramente da farci il culo se vogliamo avere una bella moto il prossimo anno in MotoGP, se si chiamano chiaramente. Raga, scendiamo in pista, Zarco e Rabat, Zircone, perché Zarco era Zircone, e Rabat arrabbiati, cioè, lo sappiamo. Poi c'è Calione, sembra che ci sia Maleducato, c'è Cortesi, ce ne sono tanti. C'è Lenti, eccolo qua, Corsi. Abbiamo anche Durelli, fioi. Cos'è, un ex pilota di Formula 1, Durelli, dai. Folger non mi ricordo, forse non era soprannome Folger. Comunque siamo sesti, che con una moto veramente indegna per accattare la nostra gara. C'era il debutto, che comunque c'è una pipa in carroato antico. Non so come cosa vuole dire, però l'ho detto. Come si sta spingendo, fioi. Vediamo cosa combina Kent in Moto3, sono curioso. Questo è buono. Attenzione, il Kume ammazza subito Rabat. Ha ucciso il campione del mondo, ragazzi. Di Moto2, abbiamo Lowe's, campione 2 anni fa, della stagione comendiana. Abbiamo ammazzato subito il campione del mondo, sarà incazzatone. Vedi, devo ancora abituarmi un po' a fiori. Comunque siamo terzi. Devo fare uso qua di tutte le mie capacità psicopazzoidi perché devo far soldi, se no altro che Moto3, MotoGP. Non posso permettermi di spendere soldi. Perché qua veramente le moto costano tantissimo, cioè le sbocciola, quella più costosa costa mi sembra 70, 100.000, cioè dovrei fare 50 stagioni. A questo punto usiamo queste due categorie come allenamento, perché in MotoGP bisogna vincere tanto, voglio vincere veramente tanti campionati. Non so quante stagioni faremo, finché voi avete voglia le faccio. Siamo terzi comunque, sono strafelice, stracontento, stragasato. È uno sponsor della Tissot, come ripeto, la livrea rappresentata la prossima, la prossima gara, perché da qua ispirata alla Camel non mi ispira, scusate il gioco di parole. Giro record di veneziano. È chiaro che alle volte in Moto2 è impossibile vincere con moto così prestazionali, però Qatar è una gara favorevole, quindi non è detto ancora, Blaujoy, dai. Come se la lottano Fio Zircone e Laves. Lo chiamiamo Levis però. Mi piace di più Levis. Perché il podio va benissimo. Il podio va da Dius. Così fanno già tanti soldini e le MotoGP comincia ad occhiarmi.
piacerebbe vincere almeno, sicuramente proverò a vincere un mondiale in Ducati, quindi mi comprerò una Ducati. Anzi, penso che partirò proprio con la Ducati, nel senso appena posso mi compro la Ducati, cerco di fare grandi risultati con la scuderia italiana e poi mi comprerò l'Honda, la Yamaha. Niente, non riusciamo a beccarli i primi due, lasciamo che vicini in realtà, però hanno qualcosina in più. Anzi qualcosina in ritirino, tipo hanno tipo 600 km/h in più. Molto bene. Beh, anche finire terzo al mondiale sarebbe felice di più. Giro record di Zircone, vediamo se ce lo becchiamo noi il fastest lap. Sarebbe bello. No, non ce lo dà. Purtroppo, penso di no, ho paura di no. Niente da fare. Come sta anche un po' rischiando, si fa un po' ingolosire dalla prima posizione, ma ripeto, essere terzo è un miracolo. Ma ecco, ho fatto una qualifica mamma mia. D'altronde questo è un circuito favorevole. In tutti i circuiti favorevoli devo prendere più punti possibili. Ah, c'è anche Rino Gattuso, no? Sto un po' perdendo. Ma oggi non posso, non voglio perderlo, appunto. Mamma mia che scodata. Qualcuno ha rischiato completamente di fare cazzate a nastri. Occhio come lo sta a sbagliare adesso. Sto ammazzando Rabat, penso sarei finito quarto. Però, non mi dispiace, ma devo prendere ancora familiarità con la moto. Buon debutto di veneziano. Terzo posto e godo. Però sono rimasto un po' male di non poter permettermi una moto più performante. Yes, yes, yes. Oh, ok. Molto bene. Mentre i protagonisti della gara... Primi punticini irridati. Livello 41. Soldini ce ne sono. E vai di podio. Questo terzo posto è un ottimo risultato e può essere di buon auspicio per le gare che verranno. Ragazzi, pole position. Di pochissimo, ma pole position e godo, cazzo. Che giro con una moto del genere in un circuito sfavorevole, ma ragazzi, guardate la livrea telefonica. Si ispira allo sponsor telefonica degli anni di Gibernau, così mi piace un casino. Adesso cerchiamo di fare una buona gara. Ho preso una pole, non so neanche io come, onestamente. Ho fatto una pole devastante. Una pole, tipica pole comendiana, pazza. Sempre in al massimo, che proprio per voi. Vorrei regalarvi una grande stagione che se non potrò sicuramente vincere, perché comunque già in Qatar che è una mia gara non ho vinto, però potrei recuperare Austin, chi lo sa. Comunque non posso sviluppare il motore, penso sia normale, mi sembra. Comunque se avete anche voi delle delucidazioni, PS, hashtag commenda veneziano su Instagram, dove volete. Ma deve volare. Deve volare. Dobbiamo dominare. La moto mi piace un casino questa livrea. Lo sponsor è anche bello, però purtroppo non mi dà tanti introiti, quindi io non ho la possibilità, la devo cambiare. Cazzo, non mi sembra vero, sono primo Austin. Ho trovato il setup perfetto. Speriamo, stiamo zitti.
manca ancora tanto. No, pianino, tanto non ho l'obbligo di vincere, questo è importante. Non ho assolutamente nessun obbligo perché comunque ho la moto cioè la moto inferiore, ho poco da fare. Incidente per il market staroccato, dovrebbe essere lui il market staroccato, Mamma mia che come. No? Mamma mia che rischio, d'altronde qua è facile sbagliare. Ho cambiato anche il numero e il nome perché veramente non ci stavano proprio con questi qua. Vacco. Domina il mondo. I gondolari team stanno spaccando i marroni a tutti. Primo giro completato. Spero che staccata ha fatto il zircone. E ciao sandwich, tipico sandwich. Mamma che sandwich. Ho fatto il giro record anche il zircone. Occhio. Non sta a fare sti capè però. Sì, è una vittoria troppo importante. Vittoria veramente inaspettata anche. Alla seconda gara in Moto 2. Le ragazzine del Texas, ragazzi, guardatele. Hanno solo il cappellino e gli stivali. Il resto sono nude. Vai fioi. No, non scaricarte adesso perché ti inculo. Quindi duro ancora un giro e mezzo. Cazzo, l'ho appena caricato, santo, ma non consuma sto figlio della mia. No? Mamma mia ragazzi, devo guardare la ragazzetta con il cappello texano e lo stivaloni e basta. Mi sono perso la pista. Comandone. Spacca tutto. Spacca tutto. Vai, spacca i culi a tutti. Oh yes. Final lap ragazzi. Final lap, mi sto cagando addosso, è ufficiale. È tutto un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Devo andare piano, piano. Giro record di veneziano, vediamo se battuto da qualcuno. No. Nessuno forse me lo batte. Vai! Ora si può fare electric. E non li sto a contare per le statistiche, se ne frega, però Austin serve veramente un'impresa, Spero che sta moto va bene in sto circuito, cioè Qatar che il mio circuito, niente. Qua sto andando alla grande. Che strana che moto. Non vedo l'ora di cambiare quella voce campionati vinti 0. La Moto 2 comunque sarebbe stata una categoria molto amica, la Moto 3 per niente. Vediamo. Non riusciamo a combinare. Il zircone non è troppo lontano. La missione sale, poi. È che stasera mi spettatori, perché siamo negli Stati Uniti. No. No. Mi sto cavando la vittoria, non ci credo. Me la sto mangiando all'ultimo giro, no, vittoria mi mangia il culo altro che il pacco. No ragazzi, no. Incidente ancora per il taroccato. Le gomme finite adesso vedo però. No ragazzi,
che errore che ho fatto. Mamma mia, che errore alla fine. Signori, perdo la vittoria. Ho perso la vittoria, non ci credo. Non ci credo, troppo sicuro di vincere. Zircone mi va avanti. Ho le gomme finite. Che amarezza, vabbè dai, vabbè. Non ci voglio credere. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Cosa mi sono mangiato? In attesa di vedere i festeggiamenti al parco chiuso, Come ha cominciato Zircone, figlio. Poi una mangiata storica, un'ottima giornata per lui, 20 punti importantissimi in ottica campionato e la Vabbè, raga, ho consapevolezza di saluto il poter comandante puntare veneziano a con risultati l'amarezza importanti. nel culotto. Tori, forse, se sono gentile, mi dà un bacino sul nasino. Ciao!